sono arrivata qui avendo una mole di lavoro allucinante per il 18 di febbraio. Mi è venuto un po' di ansia, ho detto mio Dio non ce la farò mai, no, non ce la faccio. Parlando con Dani, parlando con lei, sono molto più tranquilla, ho detto ok, domani cominciamo, in 18 giorni ce la posso fare, quindi l'autostima è aumentata parecchio e vi ringrazio. Da un punto di vista tecnico avete dato parecchio, avete dato sicuramente in modo più originale che altri corsi che ho seguito, però una cosa che vi contraddistingue e che a me è piaciuto molto, prendo questo corso soprattutto come esperienza di vita e esperienza umana, che ha un valore ancora più importante rispetto a quello che è stato portato come tecnica. È vero che ci sono delle persone giovani, diciamo con delle capacità intellettive importanti, dall'altra parte il pubblico ci sono persone dinamiche, ci sono persone un pochino più arrugginite che sono già arrivate alla seconda fase della vita. Ecco, potersi rimettere in campo e, come detto, magari poter dire: azzerate tutti i contatori, dimenticate quello che avete fatto fino a ieri, è un nuovo approccio allo studio, ma soprattutto un nuovo approccio alla vita, questo è importante. Grazie, grazie Paolo, grazie. Zaffiro, vai! Io mi sono divertita a questo corso e spero di poter venire anche le altre prossime 2 volte, visto che è gratis. Tutte le volte che vuoi. Mi è piaciuto come spiegavate, come raccontavate e utilizzavate modi molto diversi e strani, e mi vorrei ringraziare con Samuele. Grazie. Grazie. Ok, chi altro? Io magari visto che mi hai citato Vai. 200 volte. No, io la cosa bellissima, io sono arrivato con un intento, imparare le tecniche, perché fondamentalmente le cose io me le sono sempre ricordate. Da dirigente dopo ti abitui, e quindi, però a te l'ho spiegato bene, gli altri forse non lo sapevano, la mia difficoltà era poi trasmetterla agli altri. Io in testa ce l'ho benissimo, le devo ricordare senza nessunissima tecnica, ma rarissimamente mi dimenticavo. Qualcuno ha fatto l'esempio, e lo faccio spesso in azienda, che i miei genitori a scuola, quando andavo a scuola, erano disperati perché ogni anno mi arrivavano con il nuovo diario e tutto quanto, io lo prendevo, lo mettevo via, non scrivevo mai, esperimenti, appuntamenti, e se avrò sbagliato 5 cose in 10 anni di scuola è tanto. Però a livello dirigenziale io questo facevo fatica, avevo tutto quanto, però trasmetterlo poi facevo veramente fatica con dei concetti che per me erano chiari, ma con gli altri no. E quindi la prima cosa è la tecnica, che è quello che ho voluto assimilare in questi 3 giorni. Ma la cosa importante e fondamentale è lo spunto che hai preso all'inizio. Io sono visto sempre come il capo e non posso mai sbagliare, devi essere sempre quello giusto. Come dici te, a uscire dagli schemi, se io arrivo cantando la mattina mi dicono che sei scemo. E invece veramente lo spunto che ho preso ieri è massimo fare lo stesso con leggerezza, senza farsi dare, senza essere chiusi in schemi mentali assurdi. Questo è veramente qualcosa che cerco di portare con me, che posso fare lo stesso, tanto il risultato ce l'abbiamo qualsiasi modo. E il vostro spunto di staff è un po' quello che ho preso, quindi la parte tecnica c'è, ma la porto a casa, ma soprattutto questa seconda parte. Grazie, grazie Gigi. Mi sono abituata ad avere il palco dietro, piante nuove, però gli ammortizzatori, dai, chiaro. Underbag, sia dietro che davanti. Sono ben notata, dai, chiaro. Io volevo dire che, vabbè, a parte i complimenti, perché li abbiamo fatti e sono anche d'accordo con loro, in più la tecnica che è bella,
e quindi mi servirà anche più in là per tutti quanti. L'energia mi piace che c'è questo clima bello, siamo divertiti, lavorando parecchio, facendo tante cose, ma il tempo è passato. Io in genere il pomeriggio mi piglia la pennichella, non ho dormito, cioè non ho continuato, ho fatto le cose sempre, continuamente, col cervello sempre attivo, e questo per me è un miracolo, perché io ho le due, vi giuro, che così. Ogni giorno, qualsiasi posto, anche quando guido, quindi metto automatico, cioè se ne va per capo soltanto sa dove deve andare a casa la macchina, quindi l'energia meravigliosa, e sono proprio vado a casa con te. Allora quando fare il prossimo spettacolo psicologicamente ti rincuori a noi e avrai ancora più energia anche tu. Sì, nettamente. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie. Qualcun altro dici qualcosa? Vai! Anche lei è partita da Forlì? Sì, io sono venuta a conoscenza di questo corso grazie a YouTube, perché ero disperata completamente, sono in sessione d'esami e non riuscivo più ad andare avanti, mi ero bloccata, allora proprio ho cercato L'ho già passato, che bello! tecniche di memoria e è venuto fuori questo video. E io non so, cioè mi è piaciuto da subito, abbiamo parlato di wireless e secondo me in questo caso c'è stato proprio il wireless, cioè io ho deciso di venire qua il mercoledì e il venerdì c'ero da Forlì a Lugano, e perché penso che se ci si ascolta dentro profondamente si sa ciò di cui si ha bisogno, e sono veramente contentissima perché ho una nuova energia. Io pensavo di non dare l'esame il 24 febbraio, invece lo do. E niente, per me siete stati i miei eroi del weekend e veramente grazie infinite di avermi tramandato queste cose e non vedo l'ora di metterle in pratica. Grazie. Se avete bisogno, ragazzi, vi mandiamo adesso la mail con tutti i riferimenti e le mail dello staff, via Skype, se avete bisogno di assistenza sfruttateci. Poi vi dico i prossimi appuntamenti, ve li segniamo nella mail. Dai, chi altro? Vuoi dirci qualcosa? Se c'è ancora qualcun altro? Basta. Vai Silvia. D'accordo sul fatto che ci sono veramente tanti strumenti e che poterli utilizzare tutti magari nel tempo, aggiungendoli man mano, veramente quell'1% al giorno è facile da vedere. Grazie Silvia. Grazie. Speriamo se corretto subito, non abbiamo sentito, lo speriamo. Dai, chi altro? Vuoi dirci qualcosa? Basta. 5, 4, 3. No, aspetta, scusa. Se non bisogna utilizzare questo termine. Ho un pensiero angosciante in questo momento. Se io quel giorno non fossi passato in piazza e non avessi ricevuto il volantino del corso e con assai poca convinzione non fossi venuto alla serata dimostrativa di novembre, dico cosa mi sarei perso? O veramente le cose non capitano per caso alcune volte, ma è stata una bella esperienza e soprattutto per me che sono nella categoria sopra gli anta. Anch'io. Non sei da sola, sì, ma non quei 40, 50. E quindi così l'idea che si può anche, come dire, non sprecare il tempo, non dare per scontato che arrivati a una certa età certe cose non si riescono più a fare, o una bella esperienza. Grazie Fabrizio, grazie anche a te. Mi ha fatto sorridere prima con Dani, appunto. Tu quando è che hai fatto l'esame di sociale? L'anno scorso. Ecco, lui ha fatto l'esame che farò io adesso, l'anno scorso, e prima gli ho letto solo il titolo ed è riuscito a rifarmi tutta la scelta che avevo in testa in 2 minuti e adesso me la ricordo, quindi questa cosa qui è ancora più da farmi capire, ok, va bene, è fattibile la cosa, non è che se la inventano. E questa cosa mi ha lasciato abbastanza stupita, ho detto cavolo, è un anno, è passato. È così, funziona così, una volta che tu hai detto le cose poi rimangono. Io sono partita con dire non ho memoria, non mi ricordo niente, non so niente, eppure
vedevano prima con Gigi tutte 20. Buono. Hai un risultato e delle tecniche che bisogna Quel risultato alla fine è una stupidaggine, però è una stupidaggine grande perché è un'ancora, usatela come ancora. Come ho fatto quello che pensavo essere impossibile, quante altre cose posso fare che prima ritenevo essere impossibili. Qualcun altro a dirci qualcosa? Basta? Vai Raffi! Io vado per interposta persona di mio figlio Nicolò, ecco, per quello che... Non so se mi vuole che parli. No, non parlo no, io dico in generale, no, per quello che mi ha trasmesso ieri, perché adesso penso a tutti quei genitori che hanno ragazzi, no, giovani dell'età di Nicolò, penso a chi ha difficoltà di apprendimento, cioè penso che un'esperienza del genere veramente apra la mente. Ecco, pensiamo a chi ha già una certa età, mi metto anch'io, me compresa, no? Mi ha detto 2 cose, stamattina ho cominciato già ad applicarle, no? Ieri sera, no? Cioè un'idea e parte. Perciò pensiamo ai ragazzi, se noi avessimo avuto questa apertura, se voi avete dei giovani, trasmettetelo anche, no, a chi è genitore e ai suoi ragazzi, perché è un'esperienza straordinaria, cioè ti apre la mente, ti dà delle chiavi, no, d'accesso che magari sono piccole idee, no, banali, ma che per un giovane lo possono aiutare, no, nel suo proseguo, nel suo cammino. Ed è veramente, io penso, se avessi potuto fare questo a 14-15 anni, no? Oppure non so, proprio prima di iniziare l'università, che magari uno si fa un sacco di paura, oddio devo riprendere, ecco, io quello che direi, no, a chi ha partecipato a questo corso, che ha dei figli e cose, ecco, passate questo messaggio, no? Magari ci fosse nelle scuole, è un vero peccato, questo dovrebbe entrare nelle scuole. Pensate questo, no? Facciamo questa riflessione. Grazie. Io volevo anche congratularmi con voi sinceramente, perché oltre che fate delle cose bellissime, perché passare questo messaggio, come dicevamo un po' tutti, a delle persone è veramente una cosa fantastica secondo me. E poi siete anche persone, cioè date conforto, solo parlando avete dato conforto. Io ero un po' scettica, sono arrivata qua a calci nel sedere alla presentazione e alla fine mi avete convinto a dire wow, che figo! e allora sono venuta convinta, però ho detto non so se riuscirò mai ad essere come loro, invece alla fine magari. No. Sì. No. Se io ero come te, loro erano come te, siamo tutti passati di lì. Mi volevo unire a lei dicendo il fatto, essendo anche io genitore, sono orgoglioso perché sono partito da Salerno. Sì, infatti, perché ho portato mia figlia Ludovica qui al corso e secondo me le ho fatto il più grande regalo che un papà può fare al proprio figlio. Sì. Quindi facciamolo dire da lei, ti ho fatto un regalo bello, Ludovica. No, è vero, perché inizia, entra in un sistema, apprende, capisce, quindi l'avessero fatto a me i genitori da piccolo. No, è vero, mi sento orgoglioso per questo, a parte poi che mi sono trovato benissimo, ho fatto pure i complimenti allo staff, sono bravissimi, mi unisco a lei, il fatto che siete fortunati a lavorare con una persona che fa questo, che motiva, fa corsi, quindi veramente ritenetevi fortunati. Bravi, complimenti, bravissimi a tutti. Grazie per quello che ci avete trasmesso. Ok, grazie mille. Qualcun altro vuol dire qualcosa? No, dai Moira. No, io anche come lui ho cominciato con l'idea di portare un figlio, ecco. Poi a lui mi sono unita io e ho unito anche il secondo figlio, quindi spero che sia stata una bella esperienza per tutti e penso proprio di sì in questo punto, perché specialmente Francesco che non era così convinto quando gliel'ho proposto, adesso mi piacerebbe sapere cosa ne pensa. È stato molto divertente e bello. Soprattutto io che ho
cioè diciamo non riesco bene a memorizzare le cose, devo avere bisogno di aiuto. Caro, grazie. Quindi sono contenta appunto, specialmente per loro, che questa cosa può aiutarli a memorizzare e avere fiducia in se stessi. Dovrebbe aiutare anche me, ne ho veramente bisogno. Ci sarà. Poi una volta finito da solo a trovarci, così te lo fai solo per te. Chi altro? Dai! Se posso mi rilascio velocemente a quello che diceva lei. Per il La sorellina. No. Ah, la Raffi. Per il fatto dell'insegnamento. Io sono venuta qui perché Nicoletta mi ha convinto dicendo queste sono tecniche che ai tuoi futuri allievi serviranno parecchio. Infatti stamattina mi sono concentrata più su come esporre queste mappe in modo che il bambino riesca a capirle e riesca a capire il concetto subito, e trovo che sia una cosa, ripeto, mia sorella fighissima, nel senso che io sono cresciuta adesso, cioè alle elementari a libri, poi a PowerPoint, adesso che vedo la visione tutto insieme sulla mappa mi chiedo perché nessuno te l'ha insegnata prima. Da adesso in poi, passato è passato. Grazie mille. Qualcun altro? Se no ci facciamo uno switch finale e poi facciamo 5 minuti di pausa. Vai Zaffiro. Voglio congratulare Gerardo. Com'è? Grazie Zaffiro.